Barbara. Cognome. Congiu. Data di nascita. 10/1/1975. Professione. Avvocato. Segni particolari. Attenta. Molto attenta a quelle che sono le esigenze. Buongiorno a Barbara Congiu e ben arrivata. Soprattutto grazie per aver accettato l'invito per parlare della politica del cuore. Che uno dice: ma che cosa sarà questa politica del cuore? Cioè, dovremmo avere dei politici che magari più romantici? Oppure politici più sensibili? Oppure lo facciamo spiegare a Barbara che cos'è la politica del cuore? Ti ascolto con molta attenzione. Ti spiega il tuo verbo culturale. Ma la faccia parlare, sì, però. La prefazione stavo facendo. La prefazione. Sì. Prima di tutto diciamo che l'iniziativa, che parte dal club di cui io sono presidente, che è il Club Forza Silvio, Giovani Sinergie Sardegna. Ah sì, questa non lo sapevate? Questa era nuova, questa no. Era nuova, sì, FS sì. Pensavate a Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato pensavamo, in realtà. Ok, va bene. Partendo da questo. Un amore del Silvio Berlusconi, ho capito. Per Forza Italia e per il suo presidente. Va bene. Beh, per il suo leader. Va bene. Così l'hanno chiamato. Ok, però non siamo qua a fare campagna elettorale, quindi va bene. Ci mancherebbe altro. Allora, questa iniziativa è nata appunto da una scelta da parte del club di cui sono presidente e dell'associazione HSF del dottor Luigi Cadeddu, con il quale praticamente abbiamo pensato di aprire la settimana che è la settimana di sensibilizzazione per l'arresto cardiaco. Ecco, questo è il tema portante. Poi e da cui è nata poi un'esigenza, o meglio, visto che la campagna è volta a sensibilizzare, a parte i cittadini sulle problematiche dell'arresto cardiaco e di quelle che sono le tecniche di soccorso che salverebbero, se conosciute, tantissime persone che magari arrivano Ma lo sai, Barbara, che proprio l'altro giorno parlavo con mia moglie, anzi mia moglie mi diceva dovremmo fare un corso di primo soccorso. Ma soprattutto perché avendo un bimbo di 9 mesi può anche capitare che, come succede purtroppo a volte, i bambini si sa, mettono in bocca di tutto, rimangano con qualcosa che gli va a finire in gola e quindi in difficoltà respiratorie. Se uno sa intervenire come primo soccorso, probabilmente rischia di salvare la vita al proprio figlio principalmente e poi a chiunque. Che dobbiamo acculturare tutti. Questo bene, Barbara. È vero. Ma infatti è una cosa importante, perché diciamo che una delle cose che ho detto e che ripeto, ma è proprio la settimana viva, che uno può salvare una vita se sa come farlo, ed è la cosa più importante. Quindi abbiamo pensato di sensibilizzare su questo tema anche i politici, soprattutto loro, perché comunque sia molto spesso i politici li vediamo arroccati nei loro palazzi, invece facciamo in modo che siano anche loro. Ma soprattutto i politici sono i principali fautori degli infarti degli italiani, anche loro. Con tutte le tasse, anche qualche con tutte le tasse e le leggi e le cose che combinano, agli italiani un pochino di almeno aritmia viene, almeno quella sì. Allora quantomeno i politici, proprio per evitare queste aritmie, è importante che facciano delle scelte. Quando vengono delle aritmie su delle scelte politiche, quantomeno la persona vicina è pronta a in questi giorni di aritmie ne sta facendo venire a destra, a sinistra, infarti, avanti, a indietro, sopra, sotto, un po' tutti. Ma il gruppo politico è ricettivo a queste richieste? Guarda, la cosa che abbiamo fatto un'iniziativa assolutamente trasversale, perché come ho detto, essendo un club non c'è colore, di Forza Italia, dai, perché comunque è necessario che ci siano dei temi come quello della salute, che siano dei temi che non siano oggetto di alcun tipo di negoziazione dal punto di vista politico, cioè che tutti siano trasversalmente che la vita e la salute siano per forza assolutamente un tema, e quindi in questo senso il generale. nostro invito è stato accolto trasversalmente sia da tutti i gruppi del Consiglio regionale che del Consiglio praticamente comunale di Cagliari, per dire c'erano presenti sia Forza Italia sino ad arrivare a SEL, Riformatori Sardi, UDC, il Patto per Cagliari, il Comune. Quindi eccetera. cosa se ne è vinto da questo? Che tutti si deve lavorare in questa direzione? Esatto, la cosa che per noi è importante è che da qui parta una sorta di progetto, cioè nel senso che non rimanga solo un'attività per cui i politici sono venuti a toccare con mano, diciamo così, qual è l'importanza delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione, ma che ci sia anche da parte del politico che fa delle scelte, che sono scelte che poi condizionano la nostra vita, anche di vedere se c'è la possibilità di fare una progettazione a livello anche magari regionale rivolta al primo soccorso.
soccorso, perché comunque sia, ricordiamoci che ci sono più di una le procedure di primo soccorso, non solo richiedono un'informazione, ma richiedono la formazione, che è la cosa più importante. Quindi non solo informare ma formare. La formazione richiede dei corsi, perché comunque per apprestarsi a fare praticamente quelle pratiche di primo soccorso che tra l'altro vediamo anche in queste immagini, che sono importantissime, che se effettuate da una persona, perché probabilmente soprattutto adesso che vediamo una città come Cagliari, ad esempio, per dire Cagliari, che è la città in cui vivo, che dove ma qualunque ci sono, città, Nuoro, Sassari, Alghero, certo, Oristano, però nelle città in cui magari si fa molto più anche attività all'aperto, che sia la corsa, attività sportive eccetera, è che è magari più facile in ogni caso che ci siano magari delle situazioni di emergenza, e se ci fosse il cosiddetto testimone che non solo chiama il 118, ma ci sono quei minuti importantissimi, anzi quei secondi, per cui se una persona è pronta ad affrontare magari con una manovra di rianimazione, ovviamente poi dopo anche il percorso da parte dell'infartato è diverso, generalmente potrebbe non essere infausto. D'accordo, certo è che, come dicevi tu, se non sei preparato fai più danni che altro, cioè, certo, perché è come quando succede un incidente stradale, dicono sempre se è dentro una macchina ed è incastrato non muovetelo perché non si sa mai, no? Però ci sono quindi deve partire infatti una cultura che va già dalle scuole. Esatto, volevo farti la domanda, partire esattamente dalle scuole, perché comunque sia anche la scuola, ma non solo le maestre, quando ci sono ragazzi un po' più grandi, ad esempio per l'ostruzione delle vie aeree, che può capitare nelle mense, ci sono stati diversi casi di cronaca purtroppo con esito infausto. Se magari la persona vicina sa utilizzare queste tecniche, i risultati ovviamente sarebbero non infausti come spesso ci raccontano le cronache di tutti i giorni. Ad esempio qui viene spiegato anche poi dopo l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, perché poi questo è un altro dei temi importanti, cioè averne di più e a disposizione, e soprattutto averne di più a disposizione, ma soprattutto avere la formazione, perché è inutile acquistare il defibrillatore semiautomatico che poi dopo non lo sa utilizzare. È un po' come quelli che comprano il bimbi e poi non leggono il libro per cucinare. Non leggono il libro soprattutto perché poi il defibrillatore semiautomatico, anch'io mi sono chiesta, perché comunque sono promotrice di un'iniziativa che parte cioè promotrice diciamo di questa iniziativa che è la politica del cuore, ma Viva 2014 parte dal Parlamento europeo, che ha richiesto agli Stati membri di creare questa settimana di sensibilizzazione, e alle società scientifiche come l'IRC o HSF e Luigi Cadeddu ovviamente hanno promosso queste iniziative. Con il nostro aiuto abbiamo abbracciato diciamo il mondo politico, proprio per fare in modo che poi dopo si crei magari anche una progettazione. Devo fermare un secondo perché abbiamo la pubblicità. Torneremo tra poco a parlare ovviamente di questo tema importante, perché sembra una cosa che vabbè, tanto ci sono le ambulanze del 118. No, una cultura davvero, in questo campo, davvero anticipare e intervenire in quei primi secondi è fondamentale, quindi anche il cittadino, avendo una formazione, può e potrebbe salvare una vita, e insomma visto che ne abbiamo una, teniamocela stretta e facciamoci tutti forza, dandoci una mano l'un con l'altro, essendo preparati però ovviamente. Pubblicità, torniamo tra poco. Non ho ancora salutato la squadra: Gigi Perra, Stefano Perra, DJ Fabietto. Sono passati 44 minuti e non siamo ancora riusciti a farlo, ma perché pensavo fossimo mercoledì. Un copioso saluto, cari amici. Quindi, un saluto copioso. La pubblicità, poi parleremo di un'altra cosa al telefono prima di tornare a Barbara Congiu e alla politica del cuore, un'altra cosa importante che arriva dalla ASL di Sassari. Martedì sono le 8:50 e qui c'è Barbara Congiu, l'avvocato si dice avvocatessa? Sì, può sì, preferisco avvocato, avvocatessa. Sì, però è avvocatessa. Tanto sono una femminuccia, quindi sì, quello sì. Però da un po' di tempo a questa parte non si usa più questa cosa femminile. Avvocato. C'è stata una... Sì, però. Bene, tornando invece vabbè, lei che è antico si vede tra l'altro. Tornando a questa politica del cuore e ai defibrillatori, stavamo parlando di quello. Quindi averli, ma saperli utilizzare, quindi anche lì avere un po' di formazione. Come poter avere formazione e chi la fa questa formazione? Allora, la formazione la fanno diversi centri, ad esempio HSF di Luigi Cadeddu, uno di quei centri che fa praticamente sono la formazione. Il dottor Luigi Cadeddu, che avremo tra l'altro ospite in questo studio per parlare di 118. Sì, quindi... perché anche il dirigente medico del 118 Cadeddu. Stavo dicendo, perché anche i defibrillatori semiautomatici, anche io la prima volta che ne ho visto uno mi chiedevo come si potesse utilizzare, perché pensavo che
che necessariamente ci fossero delle tecniche particolari, comunque delle cognizioni che erano proprie esclusivamente dell'operatore sanitario per l'utilizzo. Chiaro. Invece non è così, perché il defibrillatore semiautomatico fa, diciamo, tutto da solo. Nel senso che una volta che viene applicato, e nel defibrillatore c'è l'indicazione anche come viene applicato, individua l'aritmia e parte esclusivamente se individua l'aritmia cardiaca, cioè non è l'uomo a determinare quando deve essere libera, esattamente. Il famoso libera. Sì, da IR, adesso giusto per sì, classico. io arrivo da quella formazione lì, o Sì, IR o Grey's Anatomy, quindi sì, meglio Grey's Anatomy. Meglio Grey's Anatomy, brava, anch'io sono d'accordo, ma entriamo in un altro territorio che il presidente Mameli disconosce proprio, assolutamente, non guarda questo tipo di programma. E quindi da questo punto di vista c'è anche una facilità se ci fosse una formazione adeguata per l'utilizzo dello stesso. L'ho detto, i secondi sono importanti in questo, quando ci sono praticamente si di fronte a un arresto cardiaco, un'aritmia importante. Assolutamente. E quindi la formazione, cioè, è una cosa importante e si dovrebbe investire, e quello dico alla politica, è un annuncio sulla formazione, perché comunque la formazione, le associazioni hanno dei costi, cioè non è un corso di formazione necessariamente deve essere pagato, perché comunque le persone che svolgono questo lavoro, a prescindere poi magari eventualmente dalle ASL, che a meno che fra un po' si arrivi al baratto e quindi si scambino servizi per servizi, perché fra un po' siamo così, siamo arrivati a questo tipo di... No, è ovvio, è una provocazione la mia, è chiaro che devono essere pagati, però dico sì, i comuni senso, non hanno soldi per fare le cose importanti. Questo, nel senso che la politica in questo senso taglia la sanità del governo, capisce? Voluta coinvolgere. Bravissimo, proprio per, sì, l'abbiamo voluta coinvolgere proprio per questo, per verificare infatti cioè per la possibilità, con tutto, siamo un periodo di tagli, lo sappiamo, eccetera, soprattutto quando si tagliano magari la sanità o servizi essenziali. Che oggetto? Che non dovrebbero essere tagliati, perché sulla sanità non puoi fare riesame. Sugli sprechi sono d'accordo, è però oggetto di riesame in tutta l'Italia, ma non solo qua. Sì, ma lì infatti bisogna valutare infatti cosa significhi praticamente un taglio, vedere, perché magari molto spesso si parla di taglio alla sanità, però bisognerebbe approfondire se è veramente un taglio oppure un taglio, uno spreco che invece può essere necessario. Però sappiamo che in questo periodo, oggi forse 4 novembre, ci sono anche quelli della SLA forse a Roma a manifestare. Sì. Esattamente, perché lì infatti ecco, una cosa importante appunto non solo sensibilizzare con le docce o quant'altro, però attivarsi, se no ecco, arrivando alla conclusione, perché mi piace Barbara, a parte che tu per deformazione dai del lei, giustamente perché da avvocato dai del lei, ma qui ci diamo del tu, ricordatelo. Allora, passiamo no, io sono già passato dall'inizio, proprio forse non ti sei accorto, io Barbara ti ho chiamato subito. Perfetto, allora senti Matteo, se no inizio poi voi. Scusami, ma hai anche un nome che per me è stato caro. È stato caro. Guarda che prova infatuazione. È stato ed è caro. Ha detto Barbara. Guarda, vedi il colore, vedi? Matteo, potrei anche innamorarmi, quindi ecco, vedi, appunto, capisci? Di Silvio, però di Silvio è già innamorato. Appunto, ma io stavo imitando Silvio. È il sole della sua vita. Va bene, comunque al di là di questo, che ovviamente noi giochiamo, no? Però all'atto concreto delle cose è partito qualcosa che possa dare uno spiraglio, che tutto questo bel parlare poi si concretizzi in qualcosa di serio, di effettivo, oppure solo parole fino adesso? No, per ora c'è stata questa, che già è stata una cosa importante, perché portare tutti i politici trasversalmente a essere d'accordo, d'accordo, vabbè, in questo tema, come hai detto tu prima, si deve essere necessariamente d'accordo, diciamo che non penso che ci sia nessuna voce morali, fuori dal coro, fuori dal cuore. Quindi trovare una via comune, però per far lavorare tutti nella stessa direzione. Esattamente, questo c'è da parte mia, ma anche da parte del mondo politico, quello appunto di verificare la possibilità, anzi io spero, la possibilità di un progetto che parta in questo senso. Bene, benissimo. Io direi che se ci saranno e quando ci saranno sviluppi più concreti, Barbara, siamo qui, ci puoi illustrare, tornerai a raccontarceli fino a che appunto una vita salvata anche da un cittadino che preparato con la formazione giusta sa approntare il primo soccorso sia non più una notizia ma un fatto di normalità, ordinario, perché c'è una cultura nel campo. Allora, benissimo, adesso abbiamo vuoi finito. Salutare la bella tua collaboratrice? Mi fa parlare Cribio? Prego, Presidente. Saluto la Barbara, che ha un nome assolutamente a me caro, e soprattutto
per quello che fa nella sua vita quotidiana, non solo l'avvocato, ma tenere botta a quelli che sono i miei club. Grazie a Barbara Congio, grazie a te per averci raccontato questa politica del cuore, e speriamo di rivederci presto. Noi torniamo tra poco dopo i due dell'abitacolo e la pubblicità.